Si marca il territorio, si sottolinea la differenza, si fanno i distinguo. E non potrebbe essere diversamente, vista la portata di uno scandalo che rischia di travolgere anche chi è estraneo. Da una parte la Lega Lombarda, dall'altra il movimento in chiave veneta. Io avrei voglia che la Liga si facesse più sentire nel futuro della Lega Nord. La Liga deve pesare inevitabilmente di più all'interno della Lega Nord, del partito, diciamo così, federale. Nessuna secessione, ma tanta voglia di far valere il peso specifico, alla ricerca di un sogno perduto, cancellato da un'inchiesta senza fine, con lauree comprate, Porsche prestate, soldi sperperati. La botta è dura. Io parlo col cuore di tanti militanti leghisti. Anche per questo i veneti si stanno organizzando per promuovere a Jesolo, già il prossimo fine settimana, una serata dell'orgoglio leghista, sulla scia di quanto accadrà martedì a Bergamo, dove tra l'altro si profila una resa dei conti, come annuncia l'ex parlamentare Enrico Cavaliere, di anima maroniana. Lo Statuto della Lega, l'articolo 53, prevede anche la possibilità di provvedimenti disciplinari che arrivano fino all'espulsione, e quando questo succede è perché le persone hanno causato dei danni al movimento, e mi sembra proprio che si possa parlare di gravissimi danni in questo momento che queste persone hanno causato alla Lega. Dal suo punto di vista sono danni irreparabili? Sono danni gravissimi, potrebbero essere irreparabili se non si procede con estrema urgenza a svolgere i congressi e a dare la voce al popolo della Lega.